Ma diciamolo chiaramente, non ci sono casi positivi in provincia di Verona, punto. Questa è ad oggi, ovviamente. Questo è il messaggio che hanno dato oggi l'ULSS Nove Scaligere, l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, durante una conferenza stampa congiunta nella sede dell'ULSS. Il direttore dell'azienda ospedaliera, Francesco Cobello, ha voluto rassicurare i cittadini: gli ospedali veronesi funzionano. L'azienda ospedaliera universitaria ha costantemente in atto un'unità di crisi che monitora la situazione, organizza e riorganizza continuamente il servizio di monitoraggio, osservazione per quanto riguarda questa ipotesi di epidemia che per ora non sussiste. Abbiamo in atto procedure specifiche di triage, abbiamo in atto procedure specifiche per eventuali necessità di posti letto isolati e altre specifiche questioni mediche, però insomma per ora tutte queste cose sono state attivate, ma fortunatamente o forse per il sistema sanitario complessivo sono state utilizzate poco, se non per la parte osservazionale e di diagnosi. Verona come sanità c'è, ma non solo Verona, c'è anche tutto quanto il Veneto che dove ha casi in qualche modo sta rispondendo. L'importante è mandare un messaggio di serenità alle persone perché è un'influenza importante, però la stiamo tutelando, la stiamo controllando nel migliore dei modi. L'importante è la prevenzione e grazie a tutti quanti i nostri dipendenti che stanno facendo il meglio di quello che possono fare per assistere le persone in tutti i sensi, sia dal punto di vista sanitario ma anche quello dal punto di vista psicologico. Al messaggio di ringraziamento del direttore dell'ULSS 9, Pietro Girardi, si è unito Cobello. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti, sia dell'azienda ovviamente, ma del servizio sanitario della provincia nel complesso, perché vi è un impegno straordinario per garantire la salute e la tutela dei cittadini. Ecco. Un centinaio di persone sono sotto sorveglianza, ma si tratta in molti casi di un'attività di rassicurazione dei cittadini. Ci sono circa un centinaio di persone che stiamo seguendo a domicilio che possono essere o asintomatiche o con qualche piccolo segnale di influenza, non influenza coronavirus, anche influenza normalissimo, perché poi tutte quante queste persone si sono rivelate essere negative.